every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their shoes to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno amici, siamo anche oggi a tenervi compagnia, io sempre con la mia vocina rauca perché non sono ancora guarita dalla laringite, ma riusciremo comunque a fare questa puntata, una puntata dedicata ai 90 anni del Motoclub Padova, un evento che interessa tutta la città e tutti gli appassionati di moto, motociclismo, moto d'epoca. Abbiamo qui degli illustri rappresentanti della categoria, ve li presento subito. Alla mia destra Dario Bolognesi, relazioni esterne Motoclub Padova, poi insomma anche giornalista sportivo, era già stato nostro ospite, e accanto a lui Giancarlo Boretto, presidente del Motoclub Padova. Allora, benvenuti qui a Chiacchiere Caffè, poi vi offrirò il caffè di rito. Vediamo anche la locandina, no, qui bellissima, dei 90 anni del Motoclub, insomma un evento importantissimo di grande emozione. Allora, a chi passo la parola? Decidete, Dario o il nostro Giancarlo, raccontatemi un po' di questo appuntamento e poi ecco magari Giancarlo ci racconterà un po' la storia del Motoclub, veramente una storia insomma, piena di cose da raccontare. Sì, dove mi ricordo perché... sì. I ricordi sono tanti, vabbè, insomma, Ecco, tu non mi puoi raccontare tutti i 90 anni, vero? Perché giustamente non sai. non magari perché sarei troppo vecchio. Allora. Ecco, magari mi rammenterai comunque dei tuoi aneddoti. Allora, partiamo da Dario. Eccoci Dario, qua, allora, eccoci qua, 90 buongiorno anni. a tutti, 90 anni Motoclub Padova, è una storia straordinaria, una storia che coinvolge naturalmente tutta la città. Il Motoclub è nato nel 1920, all'epoca si chiamava Reale Motoclub, Auto Motoclub d'Italia, successivamente è stato chiamato anche Reale Motoclub d'Italia, quella che attualmente è la Federazione Motociclistica Italiana. C'è stato un passaggio, inizialmente c'era il re ovviamente, poi insomma erano gli anni subito dopo la prima guerra mondiale. Cioè il re era un motociclista? Il re era anche un motociclista. Ricordiamo che re Vittorio Emanuele III, e poi anche con Emanuele II, Emanuele III, adesso mi fai delle domande di storia vabbè, non in contropiede, no, cioè, ci mancherebbe, ma la storia dovrebbe sempre qua facciamo sapere. tutto spontaneamente a braccio. Esatto, e quindi Motoclub Padova è nato come tutti i motoclub, un po' come costola degli autoclub d'Italia, perché una volta erano tutti insieme auto e moto, e poi gli appassionati si sono un po' staccati perché evidentemente gli interessi e diciamo, le caratteristiche del mezzo erano ben diverse tra l'auto e la moto. Pensiamo che erano anni in cui non c'erano strade asfaltate, in cui c'erano strade bianche, in cui le macchine erano già, diciamo, avevano già avuto un'evoluzione anche sportiva, molto più delle moto. Le moto erano più considerate veramente un mezzo di trasporto, di spostamento. Erano un po' quelle moto che si vedevano anche negli eserciti, no? Sì, la moto è nata come la macchina, diciamo, a fine dell'Ottocento, ultimi anni '800, primi del Novecento, nel 1902, 1905, insomma c'erano già delle moto, già delle case che costruivano moto, quindi... C'era già per esempio la Guzzi? No, la Guzzi è più recente, sì, sì. C'erano soprattutto moto francesi, la moto Sacoche e altre, insomma, c'erano qui la storia, abbiamo degli esperti di queste cose, ma rimaniamo diciamo, sulla ragione del festeggiamento dei 90 anni del Motoclub. Il Motoclub ha iniziato la propria attività autonomamente rispetto all'Auto Motoclub, anche organizzando tante manifestazioni, iniziando subito a organizzare grandi manifestazioni, e ci fu subito un inizio, una grande collaborazione con la Fiera di Padova, perché c'era già la Fiera Campionaria, infatti anche la Campionaria ha compiuto 90 anni l'anno scorso. Facciamo gli auguri anche alla Fiera Campionaria, certo, che è una delle più importanti. Anche perché inizia proprio sabato, inizia la 91esima, credo, edizione della Campionaria alla Fiera di Padova, dal 15 di maggio fino alla settimana successiva, e dove saremo anche noi come Motoclub, ma ne parliamo dopo. Allora, il Motoclub all'epoca organizzava manifestazioni sportive, radunava appassionati di questo sport, sì, perché è una passione sportiva. Esatto.
Quindi siamo riusciti già quando è stato organizzato dal Motoclub Padova la rievocazione storica del Portello, circuito del Portello dedicato a Umberto Maddalena, che era il pilota che scoprì e avvistò la famosa tenda rossa del viaggio di Nobile al Polo Sud, e il dirigibile precipitò e del Nobile e i suoi compagni rimasero sperduti nei ghiacci, e Umberto Maddalena, che era un coraggiosissimo aviatore, pilota di aerei, andò proprio con degli aerei, parliamo sempre degli anni 20, diciamo, andò a cercare questi sopravvissuti, li trovò, fu il famoso avvistamento della tenda rossa, che è diciamo, un grande ricordo storico. E quindi poi lui precipitò in una fase di collaudo di un aereo a Tirrenia, in provincia di Pisa, e all'epoca eravamo in pieno regime fascista. Naturalmente questi eroi venivano in qualche modo ricordati anche con eventi sportivi. Tra l'altro era nato vicino a Rovigo, a Bottrighe se non ricordo male, quindi era anche Veneto, e fu dedicato un circuito al Portello, della zona del Portello, quindi nelle zone via Loredan, proprio attorno a Porta Portello di Padova. Oltre che aviatore era anche motociclista? No, non era motociclista, era un appassionato di motori, perché essendo un pilota di aerei, certo, però non aveva un'attività motociclista. Adesso non so se avesse lui come sua passione privata, ma non era un pilota. Però gli hanno dedicato. All'epoca decisero di dedicare questo, e quindi dal Portello, che si organizzò una decina di anni fa come rievocazione storica, sono fatte 2 edizioni straordinarie, e poi diciamo sono state interrotte perché in quella zona diciamo brulicavano le intemperanze non voglio entrare in politica, ma insomma sappiamo che al Portello c'è una zona calda, una zona calda, per cui essendo questa una manifestazione che rievocava in qualche modo un periodo fascista, questi non erano della stessa parte e hanno cominciato anche a essere piuttosto offensivi e pericolosi nei confronti anche dell'amministrazione. L'assessore Gradella, che era ci ha seguito in questo, quindi abbiamo smesso di fare la rievocazione come attività agonistica, tra virgolette agonistica. Ci avete smesso al Portello? Però al Portello abbiamo continuato, tutti gli anni c'è il raduno del Portello, arrivato ormai alla 6ª edizione. Abbiamo anche delle immagini del Portello del 4 ottobre del 2009, allora, che è l'ultima chiedo edizione. alla regia se ha acquisito le immagini, di mandarle in onda che le commentiamo. Se non è ancora riuscita ad acquisire, le vediamo magari nella seconda parte. Nessun problema. Del programma. Allora, dal Portello fu fatta una ricerca, eccola qua, immagini acquisite. Bravissima la regia. Ecco, questa è la Porta Portello. Qua siamo proprio alla fase iniziale delle iscrizioni, e vedete tutti i ragazzi, i collaboratori del Motoclub, che vediamo Beppe Lotto, Mauro Pamio, abbiamo visto Federico Facco, abbiamo visto Gigi Crivellaro, sono tutti ragazzi del Motoclub. Li salutiamo. Esatto. Allora, ecco Carlo Boaretto, presidente, in divisa di battaglia, Carlo. Allora, dicevo, in quell'occasione, grazie a Sandro Crivellaro e altri amici, siamo riusciti a recuperare delle informazioni storiche sul Motoclub Padova. Da lì è nata la considerazione che appunto quest'anno erano 90 anni, che vediamo Adalberto Boaretto, fratello di Giancarlo Boaretto. Ecco. Tutti e 2 i Boaretto sono fratelli, figli di Guerino Boaretto, che fu presidente del Motoclub Padova, quindi in famiglia Boaretto, certo, c'è una tradizione. Proprio. E allora dicevo che con la documentazione, anche grazie alla fiera, siamo riusciti a trovare questa data di maggio del 1920, perché era sempre coincidente con l'attività della fiera, e quindi diciamo, abbiamo pensato di fare un punto fermo e di dire che quest'anno appunto erano i 90 anni. Quindi siamo a maggio 2010, sono giusti. Allora l'idea era nata così per fare una bicchierata in Prato della Valle, una benedizione, che è un po' una cosa tradizionale. Ecco, vediamo Carlo Massarotto, che è stato anche è un grandissimo collezionista, abbiamo visto Facco. Ecco, adesso li riconosciamo tutti, ma non riusciamo poi a salutarli. Francesco Franco, nostro fornitore di soppressa ufficiale. Allora, simpaticissimo, no? I fornitori di cibo sono sempre simpatici. Allora, dicevamo che abbiamo, ecco infatti, vedete che sei tu che stai dando soddisfazione alla soppressa. Ci mancherebbe. Allora, da una semplice cerimonia, grazie al settore servizi sportivi del Comune di Padova, il dottor Schiavon, Fernando Schiavon, che è un motociclista anche lui, caposettore, con una bellissima Guzzi Nevada,
e poi con la dottoressa Carla Franca, che è il caposettore dei servizi, del commercio, scusate, settore commercio. Anche lei motociclista, appena tornata in viaggio con una multistrada Ducati, e quindi insomma abbiamo avuto degli interlocutori all'interno dell'amministrazione comunale molto sportivi e appassionati di moto, e giustamente è stato detto diamo rilevanza a questi 90 anni del motoclub. Giusto, Carlo? Io colgo l'occasione per ringraziare Dario, soprattutto che si è interessato al 100%, e il comune di Padova e l'assessorato allo sport e tutto lo staff che ci segue. Sono stati tutti pronti, insomma, a raccogliere anche la vostra richiesta. Hanno fatto delle cose meravigliose proprio. Ecco, poi diciamo anche che grazie anche all'interessamento di Paolo Ruvoletto, che già alto dirigente della Cassa di Risparmio, la Cassa di Risparmio con Stefano Gallo, direttore della sede centrale della Cassa di Risparmio di Padova, ha fornito dei bellissimi portachiavi commemorativi, 500 portachiavi, e dobbiamo dire una cosa straordinaria, Damiana, poi forse dopo avremo anche le immagini proprio di domenica scorsa, perché questa cosa si è tenuta domenica 9 maggio, quindi domenica scorsa. Abbiamo riempito più di 20 fogli con 20 nominativi cada uno di persone presenti, che vuol dire che c'erano più di 400 persone in Prato Valle che comunque hanno anche dato il loro nome, un recapito, eccetera. Quindi pensiamo che siano state grande risposta proprio da parte del pubblico. Ma secondo te, Dario, come mai? Cioè, la moto è un simbolo, no? È qualcosa che va al di là dell'aspetto meccanico. Sa di libertà, sa anche di storia. Vediamo questi 90 anni, in qualche modo si intrecciano le moto con quella che è la storia della città, della Fiera di Padova, no? Di un'evoluzione storica. Quindi teniamo conto che Prato della Valle è sempre stato un punto di riferimento, di organizzazione di grandi eventi sportivi, iniziando dal trotto, dalle corse coi cavalli. Ricordo sempre che le Padovanelle prendono nome dal nome della sella del sulchi, praticamente. Il nome della sella si chiama Padovanelle perché venne usata per la prima volta in Prato della Valle a Padova. Che bravo, questo non lo sapevo, pur essendo allora, sotto Palazzo Angeli, tu che sei un appassionato di cavalli, dove c'è la gelateria di Pieruz, sotto Ruggero, ex assessore al commercio, c'è un'insegna, una targa nei portici, vicino alla nostra postazione, visto che l'inquadratura è proprio in quel punto, diciamo vicino alla nostra, dove siamo seduti come caffè, c'è una targa che ricorda questa cosa delle Padovanelle, quindi la prossima volta che quindi a suo tempo i cavalli correvano in Prato della Valle? Certo, correvano perché Prato della Valle era sterrato, ovviamente, non era asfaltato, ed era un mercato bestiame, c'era un grande... E lì c'erano ovviamente vendite di moto, non c'erano proprio negozi di moto, erano un po' come ambulanti anche quelli che preparavano le moto. Non dimentichiamo che non esistevano le grandi fabbriche che esistono adesso, esistevano dei meccanici, dei preparatori che assemblavano, principalmente i motori erano tedeschi, erano Daimler, erano Puch, erano motori austriaci, Sachs. E poi si costruivano i telai. Infatti gli italiani, da che mondo è mondo, sono sempre stati dei grandi telaisti. Poi Franco Aduso, il vicepresidente del Motoclub, che avremo ospite nella seconda parte dopo la pubblicità, ci darà anche qualche delucidazione in questo senso. Qualche chicca storica anche. E Padova ha avuto delle fabbriche di moto, la Frera per esempio, che era vicino al Bassanello, poi Carlo tu ti ricordi, insomma, varie case per poi arrivare la Torpado, costruivano proprio moto oppure telai? Sì, sempre assemblaggi. Compravano i motori dalle aziende che producevano i motori, non tutti producevano telaio anche motore, solo dopo negli anni 40, anni 35-40 hanno iniziato a costruire la Guzzi, la Gilera, a costruire motori e anche telai. Anche se per esempio Gilera aveva i motori, poi aveva i telai fatti da Verlicchi, fatti da altri telaisti. Quindi sempre italiani. Sempre italiani. Diciamo che storicamente i telai italiani sono sempre stati i migliori telai del mondo. Ancora adesso basta vedere la Ducati, anche nella MotoGP, ma prima nella Superbike. La Ducati adesso c'è la Priglia che domina. C'è la Priglia, la Priglia che ha ancora sede annuale. Sì, tecnicamente è Venezia, però insomma è sede annuale, meglio a Scorzè esattamente, però il Porto Corse annuale, ormai fa parte del gruppo Piaggio, la Piaggio ha rilevato il gruppo Priglia, cioè l'azienda Priglia,
però ha fatto una motona grande che domenica ha trionfato a Monza nella gara del campionato del mondo di Superbike con Max Biaggi in tutte e due le manche, quindi Grande risultato, grande soddisfazione. E quindi ecco, si era creata, tu dicevi un po' il movimento sociologico, la ragione sociologica della moto e ciò che ruota attorno. Ovviamente all'inizio la moto era un qualcosa che si poteva permettere solo i ricchi, solo i signori, ed era una cosa molto anche naif per certi aspetti, se vogliamo definirla con un termine attuale, perché i grandi conti, marchesi, nobili avevano, era un modo di darsi un tono sportivo, o avevano la macchina cabriolet, quindi scoperta, o avevano la moto. Però storicamente la moto diciamo, ha tre aspetti distinti: l'aspetto sportivo agonistico, e lì ci sono un sacco di branche e di attività, dal fuoristrada, al trial, motocross, ruralità, velocità, endurance, eccetera. Poi c'è l'aspetto diportistico, cioè il fatto che la moto è comoda per spostarsi, quindi come veicolo e come mezzo di trasporto. E poi c'è la moto come mezzo di svago, per cui la possibilità di viaggiare, tempo libero, eccetera. Oggi si è un po' mescolato un po' tutto, ovviamente le attività sportive si svolgono negli spazi adeguati. Devo dire che si sta rientrando anche in un uso abbastanza corretto della moto, anche moto sportiva usata per strada. Insomma, sappiamo che siamo su un mezzo molto pericoloso e in cui è molto facile cadere e molto facile farsi male. Qui vediamo anche dei sidecar. Esatto. Poi sai, l'avvento anche degli scooter ha elevato in numero, in qualità, in quantità e non sempre in qualità anche il mondo del motociclismo. Vedete qua ormai il 50% anche dei mezzi circolanti sono scooter, forse di più complessivamente. Io ho sempre associato comunque lo scooter alla moto, nel senso che per me comunque è moto, per me qualsiasi cosa abbia un motore in mezzo è moto, perché comunque è vento in faccia, perché comunque è libertà di muoversi, facilità di spostamento, però è chiaro che va usata sempre con grande la testa e il casco sulle spalle. Il casco bisogna usarlo ed è utile usarlo. Noi che veniamo da tutte le attività agonistiche di motocross eccetera, per noi non è mai stato certo un problema usare il casco, anzi. Ma allora anche Giancarlo proviene dal motocross? Certo. Sì. Allora Giancarlo, visto che abbiamo qui il presidente, unisciti un po' agli Amarcord di Dario e raccontaci com'è nata la tua passione. Lui mi prende sempre in giro perché faccio la domanda: come è nata la tua passione? La mia passione? Da dove nasce, la tua domanda passione per la moto? Ero giovane, povero, Subito. fino a 20 anni ho mangiato la sussistenza. Ecco, proprio vivevi quasi di espediente. Poi abbiamo cominciato a lavorare, fare qualcosina, e allora piano piano mi sono comprato un cucciolo. Un cane? No? No. Scusa, sì, un cucciolo della Ducati. Ecco, pensavo facevo che si guarda un cane e poi la moto. Un ciclomotore Pensa 48. quanto piccolo era questo cucciolo. E da là ho cominciato. Quindi è stato un regalo che ti sei fatto dopo tanta fatica nel lavoro, tante rinunce. Dopo ho cominciato a lavorare, avevo 8 anni, andavo a scuola e lavoro per via del terzo mondo che vengono sfruttati. Io non la vedo tanto male. Vabbè, questo è un altro parentesi. Vuol dire ci sono passato anch'io. Ti interpellerò allora in un'altra puntata su questo sfruttamento. Poi da là l'ho venduta e mi sono comprato un Motom, sempre 48, e piano dopo mi è venuta la passione di questo motocross. Ho provato, avevo tanta paura le prime volte, tanta paura. Dopo piano mi sono lasciato andare e là ho cominciato. Diciamo che hai anche imparato, hai acquisito esperienza. Però ho cominciato che avevo 30 anni a correre. Ecco, non da ragazzino. Sì, ero già un po'. Sapevi già insomma come muoverti. Lui ha fatto tante gare, anche il fratello Adalberto, soprattutto Alberto era molto forte. Gare di motocross, ma hai imparato, sei autodidatta, non c'erano scuole, diciamo, che ti insegnavano? Tutto. È motodidatta.
Motodidatta. Sì, Invece sì. adesso si Tutto tende a ad mie andare a spese ho scuola, imparato, anche a sì. scuola guida, no? Anche il No, moto. no, lì dobbiamo fare 10 puntate su questo argomento, non no, ne una. vedremo Non di c'è fare. nessuna formazione, Cioè, non è come se con le non auto. adesso per il patentino, qui fai 3 uscite con l'autoscuola, ma non c'è nessuna formazione. Scusa, Sentiamo Giancarlo. adesso ci sono le scuole che Quello sto chiedendo. Sì, c'è Polcanto per esempio. Ecco, sono scuole di specializzazione, lo intende, cioè tu sei già pilota, la federazione ti segnala, o tu anche poi pagando la quota, puoi iscriverti a delle scuole federali dove... Federali, però siamo già a un livello superiore, Sì, siamo già a non livello- c'è la scuola guida come per il diciottenne con le macchine. dovevi pagare a spese tue. Tutto e anche imparare magari a spese tue perché qualcuno beh, naturalmente. nell'inesperienza. Ti racconto come funzionava, che Carlo mi darà conferma. Di solito c'era sempre l'amico che aveva, ai miei tempi, aveva il califfo, Il col ciao. Il califfone è già una cosa evoluta, Sì, ma me il li califfo ricordo era... anch'io, il califfo. E allora si andava dall'amico, fuori magari dal patronato o dalla scuola, e si diceva ti pago 1 litro. Ecco, allora l'amico, perché tu gli mettevi 1 litro, ti dava il motorino. Allora con la scusa di pagare 1 litro andavi a far benzina e ti prestava il motorino, solo che magari stavi via mezz'ora così. Quando si arrivava erano scapaccioni per tutti perché erano più grandi di noi sti ragazzi. Allora funzionava così, imparavi un po' così. Però dopo la passione sportiva, il Motoclub Padova, negli anni a cui fa riferimento Carlo, aveva sede in Piazza Mazzini, aveva sede... Sì, eravamo prima al Ponte Tadi. Sì, Poi da là Padova, siamo passati in Piazza Mazzini e poi al Foro Boario. Ed è sempre stato un sodalizio di grandi organizzatori, perché hanno organizzato grandissimi eventi, fino a quando hanno, diciamo, grazie a Brigenti, Andrea Brigenti, a Fanny Brigenti, hanno iniziato a fare una piscina al Cataio, cosiddetto Cataio, dove c'è il castello. Dove si vede il castello, che tu conosci molto bene, sulla destra c'è un vigneto e lì io ho anche una foto... Siamo in zona Battaglia Terme Padova, sì, lo dico per Cataio gli di amici. Battaglia, Esatto. di Carlo. Che mi diceva mio fratello che è tuttora identico a quando eravamo. Sì, ma infatti passando di là si vede il vigneto e si vede dove si correva con Paolo Brigenti vive là. Ma Paolo Giancarlo, Brigenti. da quanti anni Giancarlo sei presidente del Motoclub Padova? Non mi ricordo neanche. Allora sono tempi insomma... Già, sì, sarà... 15 anni penso. Quanti? 15. Buoni. Forse anche. Buoni. Insomma un onore allora anche arrivare a questi 90 anni di festeggiare. Io lo sono stato nell'87, presidente del Motoclub Padova, sì, sono stato vari anni, 3-4 anni. Di me. Poi c'è stato Arnaldo Corsato e poi c'è stato Giancarlo. Arnaldo è stato un po', no, è stato Renato Paris, poi è stato Barzon. La storia c'è nel libretto che è stato consegnato. Barzon, scusa. Flavio Barzon. No, perché ho un amico che si chiama No, Flavio Barzon. Flavio Barzon, Arnaldo Corsato, Renato Paris e poi Giancarlo Boaretto, che ha continuato la tradizione familiare. Quindi la storia delle moto che si intreccia comunque alla storia della città. Io ho tenuto un po' più duro perché avevo anche il figlio che correva in moto. Che ha vinto anche domenica scorsa, cioè il figlio che ha ormai 40 anni, quanti anni ha 42. Massimo? 42, lui è plurinonno ormai, però Massimo tira Giancarlo. fuori la moto e corre e vince ancora con la moto da cross, Allora con Kawasaki. Un onore per la famiglia. È proprio una famiglia. Il papà no, però non era motociclista, lui era pugile. Guerino, buonanima, è stato presidente della Padova Ring, è stato presidente dei Ciclisti Padovani, Società Ciclisti Padovani che ha compiuto 100 anni festeggiati sabato. Tu sei un'enciclopedia dello sport padovano. Più che altro lavoro al settore sport del comune di Padova, per cui ho bisogno di conoscere queste cose. Sfoderi tante notizie. Però la passione e il cuore, finalmente parliamo di moto, Damiano, tu che mi hai già invitato in questo bel salottino per il tuo caffè, ma finalmente parliamo un po' di moto. Sì, ti avevo promesso di dedicare questa puntata ai 90 anni del Motoclub di Padova, perché è una marcord. No? Io vorrei che Giancarlo, mi pare c'è qualche minuto prima della pausa, Qualche minuto, due. poi c'è il ricordarsi che dopo proprio il Cataio, un po' se si ricorda la storia del Roccolo, che è stata la mitica pista di motocross del Motoclub Padova, al Roccolo, che è sopra Torreglia Alta. Che bei posti, davvero da fare in moto, cosa c'è di più bello? Allora non so con chi ormai si parlava, cioè con il proprietario, un certo... Albertini, erano gli Albertini, no? Insomma, non mi ricordo il nome. E là cosa abbiamo fatto? Niente, siamo andati a vedere
abbiamo visto tutta questa cosa, mamma mia, qua viene fuori la fine del mondo, e allora piano piano a braccia, con qualche mezzo, abbiamo costruito Una pista da roccolo. Sui che colli, poi che adesso non c'è più. No, è tanti anni, tantissimi anni che non c'è è più. stata chiusa perché... Poi Dopo i colli, zona sono pieno diventati parco. Parco Colli. In ogni modo là ci sono state delle gare nazionali, perché sono venute giù il Fiamme Oro, campionati italiani. Padova, diciamo, Case capitale, ufficiali. comunque uno veramente dei centri in Italia dove c'è più vivacità nel mondo motociclistico. C'è Sono anche il venu- Bike Expo, lo ricordiamo. Sì, diciamo una che casa. Padova ha una caratteristica rispetto alle altre grosse capitali a cui fa riferimento, tipo la Valdagno, quindi Recoaro, tutte quelle zone lì dove ci sono piste ancora adesso, e poi la zona di Trevigiano, Montello, Giavera, sì, eccetera. sì, sì. Ha una caratteristica che è molto simile alla zona di Treviso, che qui c'era un'attività sportiva sia del motocross ma anche della velocità, della pista, della strada e del turismo. Quindi si Mentre nel uniscono- Vicentino era un pochino più specifica del motocross. Per il motocross, sì. Va Comunque bene. c'è una grande storia in tutto il Veneto, tutto il Triveneto, e tutti questi cugini che abbiamo noi, compresi gli amici del Motoclub Lovolo, c'era Matteazzi, c'erano altri che a festeggiare con noi domenica in Prato della Valle hanno veramente fatto una storia bella, sana, pulita. Ecco, sottolineiamo di sport. questo e sottolineiamo, allora domenica 9 maggio c'è stata, diciamo, la prima festa, no, al Prato della Prato della Valle, Valle. e domenica 16 maggio ci sarà il secondo appuntamento alla Fiera di Padova, dove ci sarai anche tu, vero Giancarlo? Sì, esatto. Ecco, il presidente ovviamente non può mancare. Allora siamo arrivati alla fine della prima parte del programma, stacchetto pubblicitario di 2 minuti, poi al posto di Giancarlo, che salutiamo, ci sarà il vicepresidente del Motoclub Padova, Franco Aduso. Allora Giancarlo, io ti saluto, ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi, Bene, stai ancora comodo che Grazie. lanciamo la pubblicità, e invece Dario, che è un po' la memoria, l'enciclopedia vivente del motoclub e anche di tanti altri sport, perché lavora nel settore sportivo, rimarrai con noi anche nella seconda parte. Quindi amici, 2 minuti di pubblicità e vi aspetto sempre qui a Chiacchiere e Caffè per parlare dei 90 anni del Motoclub di Padova, tra poco. Amici, bentornati in diretta nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè. Stiamo dedicando la puntata di oggi ai 90 anni del Motoclub di Padova, 1920-2010. Davvero un percorso storico di passione sulle 2 ruote fantastico. Abbiamo qui il nostro Dario Bolognesi, che era presente anche nella prima parte del programma e ci ha già accompagnato un po' così a ripercorrere tanti ricordi, tante anche chicche storiche, no, della moto, ma non solo. Abbiamo salutato il presidente del Motoclub Padova, Giancarlo Boaretto, e ci ha raggiunto ora qui a Chiacchiere e Caffè il vicepresidente del Motoclub, Franco Aduso. Benvenuto Franco. Grazie. Franco, dico subito che tu sei più un appassionato proprio di moto d'epoca, vero? Sì, sì, Ecco, sì, allora sì. ci racconterai un po' anche questa passione stupenda, e io trovo anche romantica, nel senso che ci conduce a un passato, no? Così un po' nostalgico. Allora Dario, ripartiamo per chi si è collegato ora, per gli amici che ci sono collegati ora. Appuntamento imperdibile, 90 anni del Motoclub Padova, avete già festeggiato in Prato della Valle il 9 maggio Sì, scorso. era l'altro giorno, insomma, Sì. quindi abbiamo anche portato delle immagini che sono state recuperate un po' al volo, quindi non so se adesso la Allora, vediamo se riesce a sono darci pronte le qualche immagini, minuto. così Comunque, commentiamo. Ma raccontiamo. siete già pronti per l'appuntamento del 16 Esatto. maggio E in quindi, Fiera di Padova? Allora, è una cosa importante da dire che, come avevamo spiegato un po' prima con Giancarlo Boaretto, poi il Comune di Padova ha dato una grande disponibilità anche proponendo all'Ascom, tramite i rapporti col settore del commercio, di esporre delle moto storiche importanti, belle, particolari, nelle vetrine dei negozi storici di Padova. Quindi adesso abbiamo per questa settimana fino alla prossima, quindi tutta questa settimana, abbiamo 14 moto storiche d'epoca, distribuite, disseminate un po' nei negozi del centro. Potete andare nel sito del Motoclub Padova, che è www.motoclubpadova, scritto motoclubpadova.it, vedete anche la brochure con tutti i negozi dove queste moto sono esposte. Io ricordo a memoria l'OVS, Coin, Testi, Giocattoli, Jupiter, Vedi che sei un uomo di Gas. comunicazione, Certo. e ringrazi gli sponsor. Che è una No, non cosa sono dove- sponsor, perché lì sono negozi che hanno aderito Sì, negozi che alla... danno comunque ecco. visibilità.
fruibilità. Cioè, Io credo che nel weekend scorso siano già state viste da oltre 20.000 persone, perché c'è Civitas, c'è la manifestazione Civitas, Sì, ex Padova è una Civitas a città di Padova, grandi fiere, tutti i quindi. negozi aperti, quindi tanta gente che ha visto queste belle moto. 4 di queste moto, 2 moto e 2 Vespe, sono proprio di Franco Aduso, che è un grande collezionista. Lui non lo dice, ma vi spiego lui Fallo perché non lo buie. dice. Perché primo, ovviamente, ha paura che qualcuno lo chiami e gli chieda vendimi questa moto, vendimi quella. Quindi i collezionisti non troverai mai che pubblicizzano molto la loro moto. Zitti quatti. Allora, Qua siamo proprio in Prato della Valle, esatto, grazie alla chiederò regia. dopo a Franco di raccontarmi della sua passione. Adesso Dario, commentiamo le immagini in Sì, Prato della allora Valle. dicevamo, qua è stato allestito uno stand in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, era presente Ivano Zatta, consigliere nazionale, e Daniele Martini, delegato provinciale. Qui vedete le iscrizioni, l'iscrizione era gratuita, le persone potevano iscriversi, ricevevano, vedete, una maglietta ricordo offerta dalla Stima Miglio e anche il portachiavi della Cassa di Risparmio che dicevamo prima, e il programma. Poi insomma abbiamo avuto oltre 400 persone che si sono registrate nella Grande risposta di pubblico. Grande risposta. Prato della Valle è un palcoscenico straordinario e quindi una bella giornata, come vedete, di sole, vedete, Sì, la infatti, gente, la non si rimpiango. camminava e qua siamo all'inizio, qui sono le 10 scarse, poi verso le 11:30, mezzogiorno, c'è stata il pienone. E è uno scenario unico al mondo, insomma, portare 300-400 moto in Prato della Valle vuol dire avere dei ricordi anche a livello fotografico, anche a livello di video, Certo, straordinari. bellissimo. Poi c'è stato il saluto del vice sindaco Ivo Rossi, che pur non essendo motociclista sappiamo che è un grande appassionato dell'ambiente, non voglio dire ambientalista perché potrebbe essere confusa la cosa, lo è stato sicuramente perché era dei Verdi prima. Diciamo oggi vice sindaco Ivo Rossi, che ha portato il saluto all'amministrazione assieme a Marta Dalla Vecchia, che è l'assessore al commercio, perché c'è stato questo abbinamento con l'Ascom e quindi queste moto esposte, sono tuttora esposte, ripeto, nei negozi del centro. Ecco, queste moto per Padova. esempio a che anni risalgono? No, queste sono moto di appassionati, qua vediamo Honda recenti. Ne avevo vista una che mi sapeva più sono un po' miste antico. perché diciamo, vedete, questa per esempio è un 2 tempi, il V4 Yamaha, la moto credo sia di Andrea, che ha... È un anni 80, sì, ecco, grazie Carlo. Ecco, ci sono anche ecco, questa invece è un Guzzi Falcone, per esempio, questo è un altro Falcone, come vedete. Ecco, Franco, rossa, parla per perché c'è più esempio, roba tua che mia. Rossa, Dario, questo è un Falcone. Questo è un BMW moderno. No? Anni 50. Sì, Questo qui è un Laver da 3 cilindri 1000. Questi sono BMW moderni, invece si vede l'architettura, diciamo un lambrettino. Le giusto? due lambrette 125. Un Guzzi. Bellissimo. Andiamo su un BSA, un bel pezzo anche questo. Ecco, questa verde Storico. è una Queste BSA. sono tutte moto di Sidecar, privati. Sidecar, Di tra l'altro. privati, È Sidecar, queste moto. Di esatto. fianco. Questo è un BMW. E questo? Oh no, è Sidecar. il CZ del Sigaro questo qua, del ragioniere Carlo. Il sigaro del Sì, perché ha sempre il sigaro in bocca. Comunque è una BSA scritto sul serbatoio, non vorrei contraddirti. No, questo è un BS. Sì. BSA. Questo è un BS, Va questo è un bene, io non sono CZ. esperta di Vabbè. motori, quindi per me potete dirmi qualunque cosa. Ma qui abbiamo... Eccola là, esatto. No, Lui abbiamo un si- Gilera 150. Ecco, vedete anche, si intravede la struttura del motore CZ era particolare, veramente. Ecco il con... traino, la Vespe poi ce Vespe ne che sono. insomma... Allora, tu mi chiedi, sono queste reperti. sono le moto dei partecipanti al raduno che c'è stato domenica 9 maggio, moto di privati, quindi appassionati, però come vedete ci sono anche moto moderne, quindi la passione è legata proprio all'uso della moto. Sì, invade tanti anni, Certo, tanti questi sono i decenni. multistrada della Ducati, cui esatto. facevamo riferimento prima, un XT Yamaha. Questo è un bel pezzo Yamaha LXT. Motocross, questo è una moto... questo No, è un enduro. Enduro. Sì. Questa è l'Harley Davidson, che però è una Cagiva, diciamo, è stata poi costruita in Italia dalla Cagiva. Le prime attività della Cagiva in Italia furono proprio la costruzione dell'Harley Davidson in Italia, poi diventò Cagiva, che vuol dire Castiglioni
Giovanni Barese, insomma, è il nome, l'acronimo del titolare. Cagiva, non lo sapevo. Ecco, Sfoderi una chicca questo dietro qui, l'altra. No, eccolo dai, qua, sono eccolo cose qua, che tra ma- motociclisti sono semplici, come ognuno Vabbè, ha il ma non suo... tutti i nostri telespettatori sono motociclisti, quindi è bello dare sicuramente delle informazioni. Ecco, questo è anche un bel Gilera. Un Gilera, sì. Un bel Gilera anni fine 70. Sì. Ecco. Ma erano solo in esposizione le moto? Avete fatto Sono anche una moto di parata? persone Sì, queste. ma dopo Ecco. nell'arco della mattinata avete fatto anche un giro? Beh, dopo No, siamo partiti, dopo. Non ci sei. All'una, circa alle 13, tutto il gruppo è partito, circa 120-130 moto, sono partite, c'è stato questo abbinamento con gli amici del Motoclub Due Ruote Classiche, con Sergio Vittadello, presidente, che ha un po' preso in mano alcune manifestazioni storiche del Motoclub Padova. Per esempio, ci chiediamo perché domenica siamo in fiera, perché domenica 16 maggio c'è la partenza e la manifestazione dell'8 Euganeo, la rievocazione storica dell'8 Euganeo. 8 proprio sta come circuito fatto a forma di 8, perché c'era un incrocio ad Abano Terme, partendo dalla fiera, andando a Torreglia e tornando indietro c'era un punto di incrocio, che è il punto dell'8, no? Dell'incrocio E dell'8. quindi lo ripercorrerete? Lo ha recuperato questa rievocazione il Motoclub Due Ruote Classiche, concordando, chiedendo proprio formalmente al Motoclub Padova, visto che era un po' il titolare di questa manifestazione, di poterla ripetere, e c'è sempre una grande collaborazione tra i due motoclub ovviamente, e quindi domenica 16 c'è questa rievocazione, partenza dalla fiera, partenza e arrivo la mattina della domenica, con le premiazioni poi anche dei negozi che hanno esposto le moto del Motoclub Padova. E allora siamo andati tutti insieme in gruppo a Piazzola sul Brenta. Altra splendida località. Esatto, dove il Motoclub Due Ruote Classiche aveva fatto un piccolo raduno con un gruppo di amici, anche lì per rievocare un circuito attorno alla Villa Camerini di Piazzola. Detta Villa Siemens. Esatto, Villa Siemens, e quindi c'è stato questo intreccio di attività tra il Motoclub Due Ruote Classiche. Qui vediamo Roberto Barosi con gli occhiali da sole sulla destra, che è stato... Mitico motociclista. Sì. Allora. Lui è la persona che ci ha consentito di recuperare moltissime delle informazioni che si trovano nel sito riguardo alla storia. La Maria Pamio, mitica Maria Pamio, la mamma di Mauro, mamma di Mauro, che è appena tornato dalla Tunisia con la sua BMW da enduro, è un appassionato di viaggi africani, Mauro, ed è sempre un componente del consiglio direttivo. La cosa bella, Dario, che voglio Motoclub. sottolineare è che la moto davvero è trasversale come Certo. mezzo, diciamo, sportivo e di passione, no? Perché abbraccia comunque persone di tutte le età, nel senso, vedi tutte le magari età, il tutte giovane, le... ma anche esatto. le persone che hanno superato magari una certa età, adorano, magari amano farsi questi giri in moto, Certo. al di là della parte sportiva Sì, agonistica. la moto ha tante, Franco ne è buon testimone, ha tante sfaccettature, perché tu puoi fare fuoristrada, il cross, il trial, l'enduro, la Allora, gincana. passiamo la parola al nostro Al Franco, Presidente. vicepresidente, chiediamogli appunto un po' della sua passione, soprattutto per le moto d'epoca allora. Beh, la passione è nata ancora quando eravamo piccoli, giovani. Mio fratello aveva 10 anni, io ne avevo 7. Ah, quindi putini. Andavamo a Dottrina Cristiana, a Terra Negra, con un Triumph 500. Che averlo adesso non Aveva due pezzo tubi storico. di scarico. Quando partivamo con la spinta del padre, e quando arrivavamo avevamo tutta la truppa che ci dava una mano a metterla in cavalletta. in cavalletta, perché era molto pesante. Purtroppo non ho presente, non visualizzo il mezzo, Esatto, ma deve essere esatto. molto bello. Dopodiché siamo sempre andati avanti, finché nel 50 è cominciato a portare a casa mio padre il Guzzino 73, lo Sport, il Gardellino. Dopo da Gardellino siamo andati più avanti, allora mio fratello, finito il militare, ha portato a casa la Vespa GS. Allora lì è stato un grande passaggio. Che è la Vespa sempre Piaggio, GS. Sì, sempre piano, era la famosa GS, in cui adesso ne ho trovate due, una è già marciante, un'altra aspettiamo di montarla. Cosa vuole? Dopo, quando è arrivata la passione per andare avanti, un bel giorno ho trovato un Morini Settebello. Non lo conosco, Morini. È una moto un po' particolare che il presidente ne sa qualcosa.
Ecco, allora Sai, tu la hai Morini in contato. quegli anni faceva le moto che avevano tutti i nomi delle carte, quindi 37, 7 Bello e E quant'altro. quindi hai avuto un colpo di fulmine per questa moto? No, è stato un amico a Verona che mangiando una sera a Cadi David mi fa: Franco, ho trovato Morini Settebello. Dai Beppe, dico. Che non era facile da trovare allora? No, impossibile trovarlo. Impossibile, un pezzo E proprio lì unico. dico: ma Franco, dico, ma cosa costa? E di là del tavolo avevo mia moglie e mi faceva sotto il tavolo, cioè 3, 4, 3, 4, allora dico, Ma Beppe, anche dico, tua ma moglie è milioni, appassionata? ma milioni? No, dice 300-400 mila lire. Dico, posso starci. permettermelo, Guardo in insomma. tasca, non ce li ho, beh, dico andiamo al banco ma di là della strada, dico che le ho dato 500. Subito non ci hai pensato? Lo No, volevi no, proprio beh, quei dico 7 fino a bello? 500 mila ci sto. Dico domani devo venire a Verona, dico così andiamo, bene, così andiamo a prenderlo. E comincio a disturbare il signor Presidente. Giancarlo Boaretto, che è stato Esatto. prima con E noi. dico, Presidente, va che ho trovato sto pezzo, impossibile, impossibile. La prima telefonata è verso le 9, segue un'altra alle 10:30, 11, a mezzogiorno le telefono di nuovo e mi fa: avrai finito? No, no, devo ancora cominciare. E dico, ho trovato, adesso andiamo a mangiare e dopo dico andiamo a prendere i Morini Settebello. Guarda che bel Guzzi intanto che abbiamo Sì, inquadrato. È qua, bellissimo. Insomma mi fa, Anche quando questo. lo vedo sto Settebello non aveva i colori che io pensavo che avesse, rosso e nero. Un po' deluso allora. Dico, Carlo, qua mi trovo in difficoltà, dico perché, te l'ho detto io che non è un Settebello. Ma lo era o non lo era? Aspetta, perché- L'amico mi tira fuori targa, libretto e foglio complementare. Carlo, guarda che bella scrittura, qua è scritto Settebello, ma guarda che... Ma aveva una bella calligrafia una volta. Ma vuoi vedere che è un Settebello? Insomma, le ho telefonato 20 volte prima di arrivare alla sera. Tipo Sherlock Holmes. La prima cosa che ho fatto è andare in officina sua e mostrargli, porca miseria, dice, è veramente un Settebello. E da lì è iniziata l'avventura. Cioè da lì è iniziata la tua avventura da collezionista? Esatto, anche, da lì esatto, proprio esatto. Diciamo fuori. più o meno quanti pezzi hai? Oggi ne ho assicurati una trentina. Però- Sono tutte assicurate, messe a Ma nuovo. dove li tieni? tutte Non, messe bene. non si può dire. Beh, abbiamo un garage Località in segreta. officina, Alle quasi, alle Cayman. quasi. Abbiamo fatto un garage, adesso mio figlio neanche lui, più ne abbiamo adesso la passione delle fuoristrada. Ah, Un Quelle sono un po' Renegade da più 30 anni costose, che stiamo però. lì. Sì, ma qui ultimando parliamo anche di quelle. macchine, Di esatto. macchine e via. penso Quella è sia stata la passione praticamente, che lo spunto che è partito da quel Morini Settebello. da Morini Settebello. Ecco, quindi Franco è la testimonianza della passione, pur non venendo da attività agonistica sportiva come invece vengono i nostri amici e molti altri del motoclub. Franco si è avvicinato a questa passione con anche competenza, perché oggi insomma, ha dei pezzi molto importanti ed è in grado Che ovviamente mette anche a di... disposizione di mostre, fiere, non lo so. Ma un po' le manine e braccine corte Un per po' questo, perché gelosetto sì, perché dei suoi gioielli. tu pensa a un tappo di un serbatoio che è un attimo toglie perché non avevano le chiavette sicure, no? Se tu rubi un tappo di un serbatoio originale, il danno non è calcolabile perché non si trova. Il pezzo di per sé stesso può costare 20-30 euro oggi, Beh, allora magari capisco. rifatto, però l'originale quello può dimezzare a volte il valore complessivo della moto, cioè basta che un particolare non sia originale. Le moto storiche d'epoca si dividono in due ambiti: la moto conservata diciamo un restauro conservativo e la moto restaurata. Conservata vuol dire che può avere il filetto di ruggine, può avere, però è come diciamo, l'ha usata, come è sempre stata, versione originale. brava, e non è stata riverniciata, non è stata. È chiaro che quelle moto qualche volta si rompeva un cerchione, vabbè, montavi quello che c'era, un copertone, sai che caccia c'è ai copertoni originali? Originali, ma parliamo di copertoni di 30, 40, 50 anni fa, che anche se esistono poi non sono poi neanche utilizzabili perché no, la gomma non tiene la pressione. Quindi ecco, queste cose sono molto importanti. Sì, ma mi viene da chiedere a Franco, allora, cos'è che ti spinge, no, a continuare ad essere un collezionista se poi queste moto magari le tieni gelosamente Fermela. nel tuo cantuccio? Quando si entra in questo campo qua, è come una droga.
È una droga, ma tu le contempli queste moto ma non ne fai altro? Cioè nel senso non è che... Giuro che qualche volta, alla sera prima di andare a letto Le vado a lucidi. vedermi il mio Sette Bello, la mia Ti scende una lacrima mio di Vespino commozione. 90, il mio Vespino 90 e mi vedo anche l'Honda a 4 cilindri che avevo lì domenica. No, ma come minimo te le coccoli, perché comunque se non Sì, le dai... basta magari guardarle, in ti manifestazione. innamori guardandole. Damiana, È una abbiamo pura. amici, tipo Carlo Bertagnin, che hanno la moto in camera, su una mensola o in sala. La moto, nel caso di Carlo un Ducati 749, Michael Vergruetica. Come una bella donna, no? Come una bella da guardare, donne, motori, gioia. Quindi la da passione per le moto è straordinaria. Dobbiamo anche ricordarci che qui c'è veramente anche un pezzo di storia e di artigianato e di industria, c'è la storia. Pensiamo Piaggio, pensiamo Gilera, pensiamo Guzzi, poi Ducati, hanno avuto uno sviluppo, altre poi sono finite lì, non quelle che ho citato ma altre, proprio con l'evento bellico, perché poi sono diventate industrie che fornivano... il sindaco di Padova, Ivo Rossi. Abbiamo Ivo Rossi, abbiamo gli amici del motoclub, sempre nel saluto che ha portato l'amministrazione comunale. E quindi dicevo, c'è sempre poi l'abbinamento di queste moto, cioè queste moto sono state utilizzate per scopi bellici, quindi come moto militari. Queste hanno dato un incremento lavorativo alla storia e all'industria certo. italiana. Poi sai, passata la guerra e il dopoguerra, qualcuno non ha avuto più la forza. L'assessore Dalla Vecchia, vediamo esatto. che è inquadrata ora. Esatto. Assessore al commercio. Poi c'è Gigio Ceccato alla sinistra, ecco, che viene ora salutato e li vediamo Gigio Ceccato ha seguito, col esatto, ha seguito con Carlo anche la parte appunto espositiva delle moto. Ecco, ma adesso alla Fiera di Padova che cosa farete come manifestazione? Un'esposizione punto? Allora alla fiera c'è uno stand dal 15 di sabato 15 alla settimana successiva, domenica dopo, c'è uno stand del Motoclub 2 Ruote Classiche in cui c'è una presenza anche del Motoclub Padova, con il cartello dei 90 anni eccetera e qualche moto del Motoclub, quindi uno stand unificato all'interno della fiera. Ricordo che l'ingresso è gratuito per la fiera, quindi potete andare liberamente a vedere questa bella edizione della campionaria. E la domenica mattina, il 16, partono le moto dalla fiera per l'8 Euganeo, come abbiamo detto. Sì. Mentre le moto partono, noi premieremo, inviteremo i titolari dei negozi che hanno esposto le moto, chi vuole venire, e anche altri collaboratori a ritirare una targa, un riconoscimento del Motoclub Padova, e poi torneranno le moto e ci sarà la premiazione della rievocazione. Non è una gara, ma ci sarà ovviamente dei riconoscimenti per i partecipanti, perché di solito a queste manifestazioni viene premiata la moto più bella, la moto meglio restaurata, insomma ci sono delle... E anche lì non è gara Franco non so se esporrà qualche suo gioiello alla fiera. No, ne ho già 4 ecco, diciamo cosa hai esposto all'OVS così. All'OVS ho due Vespe, giusto? Due Vespe, una è del 49 con cambio ancora a bacchetta, perché il rinvio del cambio era fatto tutto con una trasmissione a bacchetta, si chiama 49 bacchetta. Presenti i freni a bacchetta delle biciclette? Uguali che hanno Damiana, sei vabbè, ma io non so, sono le briglie del cavallo invece di essere di cuoio fatte di però mi acciaio. voglio prendere una bicicletta adesso per coi freni a bacchetta. Coi freni a bacchetta. Bisogna prendere la Dave, la Bianchi, quelle lì erano a bacchetta. Dopo ho una Vespa GS del 61, dopo 2 Morini 125 che sono stati portati al primo piano, un extra lusso e un SS, riportati a nuovo, smontati tutti, riportati a nuovo. In quel caso è stato fatto un gelosissimo di ricordiamo moto. che lui non è un collezionista e basta. Adesso ha iniziato a fare anche lui queste manifestazioni, ha fatto il motogiro, e quindi anche domenica penso tu sia... Domenica c'è il Motorade. Scusate, vediamo Franco Chiesa, che è stato uno dei più prestigiosi piloti del Motoclub Padova, Barosi che si avvicina. Grande pilota anche Barosi, Barosi ha fatto velocità, dirt track, che sarebbe una specie di insomma non è neanche un ragazzino, quindi andare in moto ti tiene giovane. 86 anni. 86 anni. Ed è presidente ancora del tiro a segno di Padova. Complimenti. Di via Soria, quindi che è vicino alla sede di Telechiara.
Ecco, allora dicevamo che partecipi anche all'Otto Euganeo tu, Domenico? Sì, l'Otto Euganeo, più una settimana dopo parto per Terni, che c'è il Motogiro d'Italia. Ma quindi sei al volante proprio? Sì, sì, guido io. Guidi tu? Al manubrio. Al manubrio, Al sì. manubrio. Siamo là, insomma. Ecco, Matteazzi, guardate, ora inquadrato e premiato, grande pilota e poi grande dirigente del Motoclub Lovolo, ha organizzato 2 campionati del mondo di motocross nella pista di Lovolo ad Albettone. No, qui c'è veramente è stata una sorpresa per tutti. Io ho visto Carlo che è tenero di cuore, ma l'ho visto commosso costantemente. Il presidente è tenero normalmente di cuore, con gli occhi è molto lucidi, sensibile. Con la lacrimetta che era lì per scendere. Però a vedere tutta questa gente che è arrivata, che ha aderito all'invito del Motoclub, con un passaparola classico, tradizionale, perché sono state fatte telefonate, insomma, ne mancano tante le persone ovviamente, perché manca veramente tanta gente. Si è calcolato che il Motoclub Padova ha avuto nella sua storia circa 3.000 piloti nella storia, quindi con numeri, da Carlo Cerato, a cui è intitolata una strada proprio qui vicino a Sacra Famiglia, alla zona di Sacra Famiglia di Padova, a personaggi straordinari. Questo è Masenello, Leonardo Masenello, altro campione. Cioè, c'è stata veramente una bella storia. Chi l'ha vissuta ha potuto rivedere delle persone che magari si faceva fatica anche a riconoscere, perché siamo talmente cambiati. È un'occasione, no? Anche per ritrovarsi, il senso dell'amicizia e della passione. Certo. Ecco, ricordo, perché stiamo parlando anche di questo appuntamento di domenica, sabato 15, domenica 16 maggio. Sabato inizia la campionaria e domenica mattina l'8 Ecco, rimane testimonianza, leggo qui nel vostro opuscolo, lo mostro un attimo, questo qui, molto carino, che mi ha dato prima il Presidente, rimane testimonianza di una fattiva collaborazione con la Fiera di Padova fin dal 1922, parliamo veramente di anni ormai andati, e negli anni successivi con le varie edizioni del circuito chiuso motociclistico internazionale che si teneva nel corso della Fiera Internazionale Campionaria di giugno. Ti posso dire solo da colleghi di comunicazione, sì, caro, dimmi, che la fiera in quegli anni, il manifesto nel 22 e nel 24, il manifesto ufficiale della fiera riportava una moto. Ecco, questa la dice lunga. Con scritto Automoto Club Padova organizzazione, quindi era l'evento clou della campionaria. E ancora oggi, insomma, questo sodalizio rimane, certo. Quindi diciamo, invitiamo gli amici che ci stanno seguendo, appassionati o anche semplicemente curiosi, ad andare alla Fiera di Padova. Voi sarete lì, insomma, a vedere queste moto meravigliose, a respirare un po' di quest'aria che sa di amicizia, di libertà, di passione, vero certo. Dario? Allora, io invito ancora a visitare il sito del Motoclub Padova, certo, che è www.motoclubpadova.it, perché lì non è un sito, diciamo, tenuto con tantissime informazioni, però quelle che servono, quindi dove si trova il motoclub, gli orari, il numero di telefono. Chi vuole iscriversi, come iscriversi. Benissimo, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, tutta dedicata. Insomma, non è poco. Non posso lamentarmi. Sto facendo diverse ospitate con tanti ospiti, invece questa puntata l'ho dedicata a tutti i 90 anni del Motoclub Padova. Quindi grazie di averci accompagnato un po' in questo percorso storico, una Marcord sulle 2 ruote. Saluto Dario Bolognesi, relazioni esterne. Insomma, svolgi benissimo il tuo compito. Grazie. Del Motoclub Padova, e Franco Aduso, vicepresidente del Motoclub Padova. Salutiamo ancora Giancarlo Boaretto, il presidente, che è stato con noi nella prima parte del programma. In bocca al lupo per tutto, se ce la faccio vengo a salutarvi anche alla Fiera di Padova e mi racconterete poi come proseguiranno le vostre gesta sulle 2 ruote. Amici, salutiamo i nostri ospiti, grazie di essere stati con noi. Vi aspetto, se vi farà piacere, spero con una voce migliore, domani dalle 11 alle 12 nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Ciao, grazie, a domani. We get it almost every night when there